il ministro Piantedosi ha diramato una direttiva alla Polizia di Frontiera, ai prefetti, per riutilizzare i meccanismi di riammissione considerati dagli accordi italo-sloveni. Quindi cerchiamo di trattare chi viene in Italia ed ha bisogno e può rimanere qua, come abbiamo fatto con l'ONG e con il mare, in modo civile, accogliendo chi deve essere accolto. Chi non deve essere accolto se ne torna fuori dall'Italia. Tra I l'altro, sindacati però chiedono personale più che... ovviamente c'è la richiesta naturale di più personale, perché in questo momento, anche per le scelte timide di precedenti governi, è stata adottata una linea molto morbida rispetto all'utilizzo di questo meccanismo, che invece consente all'Italia di poter riconsegnare chi non ha titolo per stare in Italia ai paesi, in particolar modo alla Slovenia, che è il primo paese europeo di approdo, come prevede poi il resto della regolamentazione di Dublino. Da quando sono operative queste riammissioni? Dal 28 di novembre mi sembra che sono rimaste operative, perché in realtà gli accordi sono vigenti,